Cari amici, cari ascoltatori, dopo qualche tempo siamo tornati con la nostra trasmissione, io e Claudio Granziera. Ciao Claudio. Ciao Bruno, buongiorno a tutti. Bentornato da noi per riprendere quello che era il tema iniziale della trasmissione: famiglie, aziende, economia, imprese, naturalmente le attività commerciali, cioè quello che è la macchina per far andare avanti l'Italia. Ci eravamo lasciati con la premessa: situazione tassi, accesso al credito, costo finanziamenti a finanziamenti. E che cosa è cambiato secondo te anche dopo gli ultimi avvenimenti nel mondo, l'elezione del nuovo presidente in America? Certo. Ma allora, intanto, visto che ne hai accennato, facciamo un veloce cenno. Da un anno a questa parte, dalla nostra ultima trasmissione di Famiglia, Azienda, Economia, sembra che il mondo si sia rivoluzionato, sia cambiato completamente. Nel giro di un anno abbiamo avuto lo scoppio della guerra in Medio Oriente, l'acutizzarsi sempre più della guerra in russo-ucraina. Abbiamo avuto l'elezione inaspettata del neo-presidente Trump negli Stati Uniti. Con un ampio successo. Certamente. E non si pensava neanche, perché... No, infatti ha conquistato proprio quegli strati di popolazione, di elettorato che si pensava fossero appannaggio invece della sua avversaria, invece hanno votato per sì, lui. Una piccola parentesi, Prego. piccola considerazione anche su questo. È stato votato molto dagli extracomunitari, cioè da coloro che regolari lavorano in America, certo, e che vedono nella politica di Trump di un freno all'immigrazione incontrollata come un pericolo per il lavoro anche loro. Sì, ma infatti adesso ci addentriamo in un campo che magari non è strettamente il mio, e quindi parlo da persona della strada, però, per carità. Però non mi sottraggo a una mia considerazione. L'elezione di Trump ha dato una forte accelerazione, secondo il mio punto di vista, a quello che è il fallimento che io sinceramente da qualche anno pensavo sarebbe venuto, della globalizzazione. No? Trump già sta parlando di dazi, già sta parlando di protezionismo, e la gente gli ha creduto. E questo probabilmente accelererà anche nel resto del mondo questo abbandono della globalizzazione. La globalizzazione, e poi entriamo, che fa parte comunque anche del tema che stiamo affrontando, sicuramente ha portato il mondo al disastro. I dazi dei quali parla Trump valgono per tutti. Cioè è chiaro che il sistema economia, con la protezione dei propri prodotti e con la promozione dei propri prodotti, perché il dazio non è solo mettere dei paletti ma anche promuovere i nostri prodotti. Le eccellenze le promuovo in America, se l'America le accetta può mettere qualsiasi dazio, tanto noi vendiamo le eccellenze. È chiaro che se vogliamo fare concorrenza alla Cina e vendere in America non ce la facciamo senz'altro, anche per il sistema nostro. Noi abbiamo un sistema di lavoro che ha delle regole, i dipendenti hanno degli stipendi che sono completamente diversi, certo, da quelli dei cinesi, perciò è inutile andare mettere dei paletti ai prodotti che arrivano dalla Cina. Non è un male, perché o fai migliorare i prodotti, tutti hanno diritto di lavorare, tutto il mondo ha diritto di lavorare, o fai migliorare i prodotti, oppure comunque io compro i tuoi prodotti e tu prendi i miei prodotti. Ma del resto
qualcuno ha già cominciato a criticare Trump per questa politica dei dazi Ma non ha che capito vorrebbe imporre, ma d'altra parte tutti quanti poniamo dei dazi, anche noi poniamo dei dazi sulle importazioni dalla Cina, e quindi Trump è il presidente degli Stati Uniti, fa gli interessi degli Stati Uniti, del suo popolo, del suo elettorato. Se noi in Europa non siamo in grado di camminare con le nostre gambe, vabbè, prenderemo le conseguenze. Difatti il discorso sull'Europa, io sono sempre stato un po' contrario all'Europa, così come funziona. Certo. Cioè deve cambiare, il paradigma è cambiato, il sistema mondiale dei rapporti dell'economia è cambiato, perciò deve cambiare anche l'Europa. O si evolve, si va avanti, o si cade, non c'è certo. niente da fare. Allora andiamo avanti invece col tema di oggi, che certo. è anche importante. L'educazione finanziaria è una cosa per noi pubblico normale sconosciuta. Se ne sente parlare ed è un'iniziativa importante, cosa ne dici? Allora, qui entriamo proprio in quello che è il tema prettamente nostro di queste trasmissioni, di quello che è Gruppo Finanza Etica, di cui sono amministratore, che tratta proprio di questi temi, e di Studio Dema, che analizza, studia e perizia i rapporti con le banche, con gli istituti di credito, con le finanziarie, eccetera. L'educazione finanziaria è fondamentale, solo che purtroppo, a mio parere, soprattutto nel nostro paese, in Italia, l'educazione finanziaria si limita a tante belle parole. Cioè, per educazione finanziaria purtroppo oggi pensiamo che sia sufficiente andare a istruire le persone su come possono investire i loro soldi, su quelle che possono essere i contratti previdenziali alternativi, integrativi e quant'altro, e quindi come gestire sostanzialmente il proprio risparmio. Però questo è un mondo delicato, molto delicato. Assolutamente sì. Però dal nostro punto di vista educazione finanziaria non è solo questo. Educazione finanziaria nessuno, se non i tecnici come noi che si propongono su questo tema, nessuno va a spiegare alle persone quali sono i tanti meccanismi, le tante anomalie, i tanti illeciti che si nascondono dietro a questo tema. Educare le persone vorrebbe dire anche educarle sui tanti rischi, illeciti, anomalie che si nascondono dietro la contrattualistica che si ha con la banca, con la finanziaria, con la società di recupero crediti. Faccio un rapidissimo esempio. Nessuno va mai a istruire e a informare le persone sulle problematiche legate alla capitalizzazione composta degli interessi nei contratti di mutuo, nei contratti di finanziamento. Nessuno va mai a informare gli utenti su quelli che sono i veri costi, spesso anche occulti, che si nascondono dietro un rapporto di conto corrente o di mutuo o di finanziamento con gli istituti finanziari. Nessuno va a spiegare che cosa sia un mutuo cap o un mutuo floor. Quindi ecco, ma queste tecnologie è chiaro che se nessuno le va a spiegare è perché qualcuno si fida. Qualcuno che va a chiedere un mutuo, un prestito, un finanziamento, si fida di chi ha davanti, della banca, e va avanti in quella maniera. Certo. Ci sono i consulenti finanziari che giusto dovrebbero fare quello che tu stai dicendo. Sì, certo. Ma se preventivamente non c'è la domanda, uno si fida solo della banca, invece che dire: Claudio, che cosa ne dici? Devo fare questa operazione. È meglio, mi metto in una condizione di svantaggio,
mi metto in una condizione paritaria con la banca, Certo. è una questione di onestà reciproca che non ci sarà mai perché la banca è un'azienda, perché quando tu vai a chiedere, Assolutamente. se tu sei un'azienda e vai a chiedere alla banca, siete due aziende che trattano fra di loro. Ma se il privato va dalla banca, se non ha Le conoscenze, le le conoscenze, preparazioni. deve affidarsi Certo, certo. indubbiamente ad aziende come la tua per questo. Io tornerei un attimo indietro perché ho tralasciato Sì, la parte che avevamo toccato inizialmente. Il mondo e i vari paesi adottano diversi approcci nell'affrontare la crisi globale. No? Avevamo già l'aumento dei prezzi, l'inflazione e il debito pubblico. Mi puoi dare, è importante, Ma- aumento dei prezzi, inflazione, debito pubblico. ma noi adesso, chi ci segue magari si sarà accorto, noi saltiamo un attimo negli argomenti, forse apparentemente anche di palo in frasca, Ma però, perché, sai perché? però cerchiamo di dare delle nozioni. Abbiamo una platea vasta, no? Sì. E dicono, ma possono esserci utili quei due individui che ci stanno raccontando dell'economia? Certo, quindi parliamo un po' di Possono tutti. possiamo esservi utili, naturalmente non io, ma Claudio con la sua azienda, e basta rivolgersi o a Finanza Etica su Su Facebook, gruppo basta- Finanza Etica su gruppo- Facebook oppure possono, Veneto certo. Globe, info Veneto Globe, si scrivono 2 righe, fate delle domande e noi Assolutamente. cerchiamo di mettere in moto tutti i meccanismi possibili per darvi delle risposte oppure per ottenere anche da voi delle informazioni e delle indicazioni. Dei suggerimenti, Dei suggerimenti. certamente, ma è proprio per questo che trattiamo tanti temi, no? Certo. Cerchiamo di interessare la platea più vasta possibile, pur rischiando magari di passare da un argomento all'altro in questo modo. Sì, Per volevamo poi, ti faccio andare avanti, Prego. fare una cosa del genere proprio per far capire, perché se arrivavamo con un tema specifico, era quello, Certo. ma invece riportiamo sulla carreggiata i nostri ascoltatori, che erano moltissimi, scrivevano molto, per l'ampiezza della possibilità di intervento da parte nostra sulle richieste di chi ci sta a ascoltare. Proponiamo quindi degli spunti e contiamo di essere seguiti e di interessare chi ci ascolta. Certo. E per quello che dicevi tu prima, i vari approcci che i paesi adottano nel problema del debito pubblico, dell'aumento dei prezzi, dell'inflazione, eccetera. Proprio su Gruppo Finanza Etica, su Facebook, pochi giorni fa ho pubblicato un commento perché avevo trovato un articolo di giornale in cui l'Unione Europea e la Lagarde rilevavano che finalmente l'inflazione in Europa stava calando. Contemporaneamente nello stesso articolo si riportava la notizia che la Cina abbassa i tassi di tassi. interesse. E quindi, Ma questo cosa vuol dire? Che è un contraccolpo alla... allora è un diverso approccio, no, diciamo così, nell'affrontare la crisi, nell'affrontare l'aumento dei prezzi, la crescita economica e il debito pubblico. Un diverso approccio che denota anche una vera e propria diversa mentalità nostra rispetto a un paese così grande come la Cina. La nostra mentalità, io mi permetto di definirla una mentalità piuttosto chiusa, timorosa, difensiva, mentre invece una mentalità più espansiva e dinamica la Cina. L'Unione Europea con una crescita che si prevede dello 0,8% quest'anno ancora teme l'inflazione oltre il 2% e guarda con cautela al taglio dei tassi, sempre pronta
se ve ne fosse necessità, a riprendere le politiche monetarie restrittive che ha adottato da alcuni anni a questa parte. Dall'altra parte invece abbiamo la Cina che con una crescita non dello 0,8 come noi, ma con una crescita che è ormai prossima al 5%, notate 0,8 noi, 5% la Cina, adotta politiche espansive e di stimolo all'economia con notevoli aumenti anche della spesa pubblica e con riduzione dei tassi per alleggerire il peso di prestiti e mutui sulle famiglie e sostenere i consumi dei privati. La differenza è sostanziale. Io non sono un economista, ma nel mio piccolo sono anni, e l'ho fatto anche nelle scorse trasmissioni di Famiglie, Aziende e Economia, ho criticato questo approccio dell'Unione Europea così restrittiva, di aumento dei tassi, di costi sempre più alti dei servizi bancari nei confronti di aziende, delle famiglie, degli individui, eccetera. Ecco, io ti vorrei fare una domanda specifica che Prego. prevede anche il tralasciare dei punti che tu avevi notato, ma li portiamo alla prossima. Perché quello che interessa alle persone che sono qui davanti, sì, ci sono dei tecnici che comprendono quelli che sono i meccanismi dell'economia, però abbiamo anche le famiglie che in questo momento si trovano ad affrontare un periodo molto drammatico, l'aumento degli affitti, l'aumento delle merci, anche cosa vogliamo, mettiamo anche la diminuzione degli stipendi, perché è chiaro che con i meccanismi del potere d'acquisto. nel potere d'acquisto, che cosa si possono aspettare le famiglie nel futuro? Che cambi qualcosa, che i nostri governi, che l'Europa, che con i nuovi eventi dell'economia americana si possa tornare a respirare un po', o c'è ancora grossa difficoltà? Le difficoltà sono numerosissime. Si faccia solo caso al fatto che in Europa, nella sola Europa, gli NPL, cioè i crediti incagliati, mutui e finanziamenti non pagati, non rimborsati, eccetera, ammontano a qualcosa come oltre 340 miliardi. 340 miliardi e quindi sono in aumento. Noi finalmente da qualche mese a questa parte abbiamo l'Europa e la BCE che hanno intrapreso, che hanno cambiato strada, no? Grazie alla diminuzione dell'inflazione hanno diminuito per 2 volte consecutive i tassi di interesse di 25 punti, quindi dello 0,25 la prima volta, dello 0,25 la seconda volta. E mezzo punto. Bene, però i tassi rimangono comunque ancora molto alti. Tanto per dire, noi come Studio Dema e Gruppo Finanza Etica, proprio in questi giorni stiamo trattando con un nostro cliente di Roma la rinegoziazione di un mutuo sull'acquisto di un immobile prima casa, e l'ultimo estratto conto di pochi giorni fa riporta ancora un tasso del 4,30%, 4,20 o 4,30%, adesso non ricordo con precisione, però siamo su quel livello là. E noi interveniamo perché conosciamo la situazione e stiamo trattando per riuscire a far diminuire questo tasso intorno al 3,5-3,4. Una persona privata che lavora tutto il giorno e che non ha il tempo di andare a litigare con la banca continua a pagare il 4,2, 4,3 con importi notevoli per quel che riguarda le rate. E allora ecco che è importante
che ci si rivolga a finanza etica Certamente. per avere, rivolgetevi a noi e noi cerchiamo di darvi le dritte possibili. Allora alle famiglie possiamo dire, viene difficile da dire, andate avanti tranquilli, tanto i prezzi diminuiranno, è difficile, è un momento veramente difficile. Assolutamente. Comunque siamo a vostra disposizione qualora voi ne abbiate necessità. Io e Claudio vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione. Vi Rimandiamo- rinviamo alla prossima è puntata importante, perché la ci legge- sono anche No, altri mi argomenti interessa importanti. moltissimo la legge 3. Cioè, Certo, era uno dei punti che dovevamo e vedere. la prossima volta magari ne parliamo a fondo sulla legge 3. Arrivederci a Arrivederci, tutti. ciao.